È incredibile come si sono tutte fermate a guardarmi. Che belle, adoro le pecore, sono bellissime. Stiamo salendo in questo nuraghe di Armungia. Molto bello, la strada è stata pulita, è facile salire, è una bella passeggiata fino al nuraghe, quindi ragazzi se volete venire qui è molto bello. Poi a quanto pare anche il nuraghe è pulito. Siamo in un luogo dove io non sono mai stato prima. Siamo sopra questo nuraghe bellissimo. Guardate lo strapiombo che c'è qui, bellissimo. Questo nuraghe era in grado di vedere tutto quello che succedeva qui di fronte e dietro. Ogni nuraghe è una vista sensazionale. Cosa volevano questi nuragici? Gli piaceva il panorama? Era indispensabile controllarsi intorno. Ogni nuraghe, ogni comunità aveva bisogno di vedere esattamente quello che succedeva attorno. Tutte queste teorie assurde che vogliono annullare la capacità difensiva di queste strutture, ragazzi. Qui ci sono solo montagne, il nuraghe non serviva a vedere le navi che arrivavano, a combattere con quelli che arrivavano da fuori. Questo nuraghe serve a combattere con le persone che sono qui, a vista d'occhio, con i vicini. Non si costruisce una roba del genere in amicizia, una cosa del genere si costruisce per controllare tutto e tutti. Questo è il nuraghe. E questo è